Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e quindi ho dovuto venire qui da sola. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene. Li abbraccio tutti. Ciao. Prima di morire, Elena ha voluto raccontare in un video la sua storia, la sua sofferenza. Questa mattina è morta a Basilea, in Svizzera. Nel 2021 le è stato diagnosticato un microcitoma polmonare. Poche speranze, le avevano detto i medici, e lei ha combattuto fino a quando ha avuto una sentenza inappellabile. E mi è stato detto che per me c'erano pochi mesi ancora di sopravvivenza e mi è stata descritta anche una situazione che via via sarebbe diventata sempre più pesante. Così Elena, che ieri abbiamo chiamato Adelina per rispettare la sua volontà, ha pensato, ha parlato con la sua famiglia, ha spiegato la sua scelta. A questo punto io, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti, prima che succedesse tutto questo, eh, ho deciso di valutare la possibilità di terminare io la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Questa decisione è sempre stata mia. Mi sono trovata davanti ad un bivio, racconta Elena, la voce provata. A un certo punto della mia vita io ho dovuto scegliere se, trovandomi davanti a un bivio, volevo percorrere una strada che era più lunga ma portava all'inferno, o se volevo invece scegliere una strada più breve che mi avrebbe portato qui, a Basilea. Elena ha scelto. Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e io credo di averlo fatto dopo averci pensato parecchio. È stata accompagnata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che tornando in Italia si è presentato dai carabinieri per autodenunciarsi e rischia fino a 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio.